La posizione migliore questa, sì. Anche l'allenatore ha messo la sopra. Vabbè. Sì, sì. Stavo qua. So che Adige scrive una partita seria. Ma adesso in diretta, no? Sì, Già? sì. Eccoli. Ma sei massa presto? Mezz'ora prima. Ma perché hai fatto già... Perché hai già fatto partire? Occhio! Ma mezz'ora prima. Buonasera a tutti, fra poco andremo in diretta. Vi aspettiamo. Ah, c'è già scritto tutto, la chiave, tutto. Sì, c'è scritto qua la chiave, QN, il punteggio e via.
sul gruppo, manda il link sul gruppo che vedo per il punteggio. Per favore. Nel frattempo mando la partita Lube tiene Padova under 15. Vai? No, mando la partita Lube under 15. Ah sì, sì. Stasera c'è Lupe Trentino ai mondiali in Brasile. Semifinale. Oggi adesso devi fare il senatore alle Aghiere karaoke, una figata. No, ma noi non abbiamo visto nessuno, non ho visto il messaggio. E siamo andati su qua. Andiamo in pasticceria ma era chiusa, io devo chiudere. E ora sono E ho tornato visto il qua. messaggio, scusate, ero in macchina con loro. E che stava aperto a diretta qua. Mica dito Americo. Sta a posto? E per chiuderla
Buonasera a tutti, qui da Colle San Martino. Fra poco saremo in diretta, Serie C regionale, La Piave contro la nostra Chene Padova Under 17. Noi ci siamo. Questa sera sono da solo. Devo salutare il mio amico Vadim, direttore di lavori, che oggi non c'è per motivi di lavoro, è una festa. Il mio amico Daniele, che è andato alla partita del calcio Padova. Padova ha anche vinto per 2-0 contro il Lumezzane. Bravo Daniele, bravo alle Padova. Le squadre stanno per entrare in campo, noi ci siamo. Vi diamo il benvenuto, questa è Serie C regionale. Forza ragazzi, DNA bianconero, testa, cuore, grinta, determinazione. Sarà una partita difficile, la Piave è una squadra di esperienza, ma noi ci proveremo. DNA bianconero, forza ragazzi. In panchina oggi abbiamo solo Alessandro Stellin, salutiamo Davide Bottaro che è a casa. Nel frattempo arrivano anche le tifose qui della Piave, i tifosi che ci salutano. Salutiamo anche Claudio Tolin, il nostro dirigente che oggi non c'è. Siamo pronti per entrare in campo. Forza ragazzi, testa, cuore, grinta e determinazione. Punto a punto. E andiamo. Dobbiamo portare a casa qualche punto per la classifica. Si può fare. E andiamo. Ciao amico Vadim, ciao amico Daniele. Saluto la nonna che segue da Brunico. E salutiamo anche la nonna Roberta che ci segue da Brunico. Ciao nonna Roberta, testa, cuore, grinta e determinazione. E andiamo. Brunico, bellissima città, cittadina. Ci sono bellissime valli da visitare. Un giorno ci ritorneremo, ritornerò. Ecco qua che sta guardando, è in diretta, perfetto, la salutiamo e andiamo. Forza ragazzi, siamo pronti per scendere in campo, tocca a voi e andiamo ragazzi. Ricordo che anche domani saremo in diretta dal Palantenore, penultima giornata del trofeo interprovinciale. Noi ci saremo, ma pensiamo a questa partita e andiamo. Forza ragazzi. Ricordo che siamo fra le colline del Prosecco, patrimonio dell'UNESCO, bellissimi paesaggi, sono bellissime chiese da visitare, posto veramente unico al mondo. Il Veneto come sempre vi aspetta tra cielo e mare. E andiamo. L'arbitro sta per controllare le formazioni. Tutti pronti? Forza ragazzi, testa, cuore, grinta e determinazione. Punto a punto. Palla su palla. E andiamo. Nel frattempo qui al Pala Piave c'è quasi tutto esaurito e andiamo. Vai amico Vadim, vai amico Daniele. Chene Padova che andrà al servizio con il capitano Tanga Merigo e andiamo ragazzi. Non si molla. E andiamo. Forza ragazzi. Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Manuel, giusto? Ah, perché? Subito l'attacco vincente. La Piave. È stato il muro, ma non è bastato. Primo punto Piave. Forza ragazzi. Ho paura! Chiedo subito l'aiuto da casa. Amico Vadi, amico Daniele, amico Morris, amico Robert. Andiamo.
Piave in attacco, non passa. Del punto che ne Padova. Andiamo ragazzi. Andiamo in battuta con Rendina Eric. E andiamo ragazzi. La Piave, l'attacco, c'è il tocco, punto la Piave. Scusate. Forza ragazzi, si alza il tifo qui. Bianco-nero in trasferta. Chiedo sempre l'aiuto da casa, se possibile. Acqua di mare. Va bene anche il prosecco. Esce! E c'è l'Ace. Chiedo conferma per l'Ace. C'era l'Ace. Ha trovato l'incrocio delle righe. Chiedo ancora l'aiuto da casa. 3-3-3. Non l'ho vista. No, perché E andiamo ancora in attacco. Chi ne parla? Attacco ancora della Piave. Grande attacco. Ancora. Da posto 4. Punto numero 4 la Piave. Andiamo ragazzi. Non molliamo. Punto a punto. E andiamo ragazzi. Bellissima ricezione che ne Padova. E attacco vincente. Vinci Domini. Lorenzo. Punto numero 2. Forza ragazzi. DNA bianconero. E andiamo in battuta con Manuel Santoni. Vai Manuel. Che va al servizio. Sarà una battuta flotta. Perfetto. Perfetto. E c'è il punto. Punto. E andiamo ragazzi. Non si molla. Punto a punto ragazzi. Vai Manuel. Santo Manuel in battuta. Ancora una battuta flot, la Piave in attacco. Grande difesa. Si può dar sotto e giugarla. Punto la Piave. Basta dar sotto fuori dell'asta, dare da Dio. Cioè. 5 la Piave che va al servizio. Chiedo l'aiuto da casa. E andiamo. Gira la ruota. Grande punto, la Piave, grande punto. Punto numero 6. Cioè, così vieta andare dall'attore e dalla in drivo, Tirala dentro. Chiedo l'aiuto da casa. Acqua di mare. Esce. La battuta. Esce nettamente. Nettamente, va bene anche l'acqua del Piave. Siamo a 2 passi. Poi ci va. Abbiamo acqua a panna. E andiamo. Vinci Domini Lorenzo in battuta. Andiamo ragazzi. Testa, cuore, grida, determinazione. E andiamo. Siamo con voi. Punto a punto. Bellissima la battuta. La Piave in attacco. Grande attacco diagonale. Vincente. Punto numero 7 la Piave. Che va al servizio, ma noi chiediamo l'aiuto da casa subito. Acqua di mare, va bene anche l'acqua delle Piave. Amico Badi. Amico Daniele. Grande. E viene fischiata invasione. Chiedo conferma, ho visto anch'io. L'arbitro vede bene. Sì, l'arbitro ha visto molto bene. E andiamo, forza ragazzi, occhio di ricezione, chiedo l'aiuto da casa. Amico Vadim, amico Daniele, amico Robert, amico Morris. Grande attacco, tiene Padova, Edoardo Sella, da posto 4, trova le mani del muro e andiamo ragazzi. Punto a punto, non si molla. Forza ragazzi, sarà una partita frizzante.
Siamo qui sulle colline del Prosecco e andiamo. Vai Edoardo Selli in battuta. Testa, cuore, grinta e determinazione. DNA bianconero. Ancora una bella battuta. La Piave in attacco. Grande difesa. E c'è il punto! Viene Padova che non molla. Va bene così ragazzi. Crederci. E andiamo. Anche amico Mauro dice crederci, va bene così. Sale il tifo anche a Brunico, vero Mauro? Certamente. E andiamo. Andiamo ancora in battuta. Dai. Ancora una difesa che ne Padova. Punto la Piave. Una bella veloce che va a segno. Punto numero 9. Con le mani in serio. Chiedo subito ancora l'aiuto da casa. Acqua di mare. Acqua del Piave. E andiamo ragazzi. E c'è l'Ace. Sì. Trova la linea di fondo. Lentamente a linea. E andiamo ragazzi, chiedo l'aiuto da casa. 333 43. L'acqua di mare, l'acqua del Piave. Noia. Bene, va bene così. Dai che fuori banda. No. Spunto ancora la Piave. C'è time out chiamato da Alessandro Stellin. Saluto ancora Davide Bottaro e Claudio Tolini che ci stanno seguendo da casa. DNA bianconero, testa, cuore, grinta e determinazione. Andiamo ragazzi, non si molla. Andiamo ragazzi, si ritorna in campo. Punto a punto ragazzi, andiamo. DNA bianconero, ce l'avete scritto sulla maglietta. E andiamo. Chiedo l'aiuto da casa. Acqua di mare, acqua del Piave, fallo sbagliato. E andiamo. Nel frattempo arrivano ancora tifosi qui. Sezione perfetta che ne Padova che va all'attacco. E c'è il muro della Piave ma esce. E andiamo ragazzi, non si molla. Fuori. Grazie, sai. E punto, scusate. Andiamo in battuta. Ancora un muro. Credici. Forza ragazzi. Punto la Piave. Punto a punto ragazzi. E andiamo. Dai, ci sei. Chiedo l'aiuto da casa. Si gioca ancora. Grande attacco ancora, che ne Padova. Dai. Pallonetto vincente, la Piave. Punto numero 13. Santù e coso lo sa. Barion Pietro. Grande attacco! Prendina Eric. Da posto 4. E andiamo, forza ragazzi. Ritorniamo con il capitano. Primo giro. Occhio al centro. Si riparte con il capitano. Tangamerigo in battuta. Andiamo, vai capitano. Testa, cuore, grinta e determinazione. Forza ragazzi. Ancora. Difesa che ne Padova. Si va all'attacco. Sarà una doppia.
Attacco vincente, la Piave. Diagonale vincente. No, aspettate. 14 la Piave. L'aiuto da casa. Acqua di mare, acqua del Piave. Fallo sbagliare. La Piave è ancora in attacco. Dai, dai. Fortuna. Fortuna, Ancora un muro. Si gioca ancora. Va bene così. Dai, dai, dai ancora. E sì. Attacco vincente, Mancino. La Piave, numero 15. Che vuole, fortuna perché c'è perso. E andiamo, chiedo l'aiuto da casa. Andiamo ragazzi. Guarda. È il momento. Occhio ricezione ragazzi. Grande attacco! E c'è l'attacco! Santo Manuel, punto numero 33. 9. Andiamo ragazzi, andiamo in battuta con Rendina Eric. Forza ragazzi, non si molla mai. Bella. Dai che sempre là. Ancora palla in gioco. Bravi ragazzi. Ancora pallonetto vincente, la Piave. Dobbiamo chiudere. Chiedo l'aiuto da casa. Testa a cuore, grinta e determinazione. Acqua di mare, acqua del Piave. E andiamo ragazzi, occhio ricezione. Punto la Piave, la palla tocca il soffitto. Forza ragazzi, secondo time out chiamato da coach Stellin. 17 la Piave, 9 Chione Padova. Forza ragazzi. Questa è Serie C regionale. Forza ragazzi, siamo con voi. Grande tifo qui al Palla Piave. E andiamo. Ricordiamo che a fine gennaio saremo qui saremo in queste palestre per il torneo, per un torneo. Noi ci saremo, ma ritorniamo in diretta. La Piave che va ancora in battuta, sarà una battuta in salto, attacco Mancino, occhio ragazzi. Battuta insidiosa. Chiedo l'aiuto da casa, se possibile. La Piave, punto numero 18, forza ragazzi. Ancora una battuta al salto, Mancina. Posizione perfetta che viene Padova che va all'attacco, si gioca. E perché? Perché è giusto sempre punti contro la Chiavenza. Perché se non c'è. Si rifà, tutto da rifare. Ancora chiedo l'aiuto da casa, abbiamo bisogno. 3-3-3, acqua di mare, acqua del Piave. E se attacco. Punto numero 19 e c'è un cambio per la Chiene. Entra Zaramella Tommaso, vai Tommaso. Forza ragazzi. Punto a punto e andiamo ragazzi. Chiedo l'aiuto da casa. Amico Robert. Amico Morris. C'è l'Ace.
Punto numero 20, la Piave. Forza ragazzi. Trova la riga. Chiedo l'aiuto da casa, amico Morris, amico Robert. Abbiamo bisogno. Esce, grazie. E andiamo ragazzi, si può fare. Palla a palla, punto a punto. E andiamo. Sì. Errore in battuta. Punto la Piave. 21 la Piave, 10 Cane Padova. Forza ragazzi. Bellissima veloce. Che va a segno. Marion Pietro, punto numero 11. E andiamo, vicino a Migliorizzi in battuta. Andiamo ragazzi. Errore in battuta, punto la Piave. Punto numero 22. Andiamo ragazzi. Troppe battute anche questa volta. Attacco vincente, Cane Padova. Uccidomini Lorenzo. Punto numero 12. Andiamo ragazzi. Dai. Ramelo Tommaso in battuta. Testa, cuore, grinta, determinazione. Andiamo ragazzi, si può fare. Si può fare, dai! Esce l'attacco. Punto numero 13. Era dentro questa. L'arbitro vede bene. L'arbitro ci aiuta. La Piave in attacco, veloce. Grande. Non basta la difesa. Cane Padova, punto la Piave, punto numero 23. Chiedo l'aiuto da casa. Forza ragazzi. Posizione perfetta. Punto la Piave che va al set point, vero amico Daniele? Amico Daniele conferma. E andiamo. La Piave ancora in battuta. 24 la Piave, 13 Cane Padova. Forza ragazzi. C'è l'errore. Punto numero 14. Andiamo ragazzi. Marion Pietro in battuta. Grande battuta, punto numero 15, andiamo ragazzi, scaldiamo il campo, ci siamo, sale il tifo, Patavino. Forza ragazzi, andiamo ancora in battuta, ancora una bella battuta, e ancora un punto, va bene così ragazzi, punto a punto, tutto è possibile. Punto numero 16. E andiamo al servizio ancora. Marion Pietro, vai Pietro. C'è l'errore e il punto la Piave che chiude il primo set sul punteggio di 25-16. Noi andiamo in pubblicità.
Ritorniamo in diretta, fra poco inizierà il secondo set, la Piave che ha vinto il primo set, ma noi ci siamo ragazzi, lo sento, testa, cuore, grinta e determinazione. Le squadre sono in campo, l'arbitro sta per controllare le squadre. E domani so scortese se si spostano anche, si vede. Sono maleducato se dico che ho il... Basta. Ok. Oh, se vuoi sedete qua tranquillo. Così va bene. Grazie mille. Molto gentile, scusami, sai. Siamo pronti, secondo set. Forza ragazzi, testa, cuore, grinta e determinazione. La Piave in battuta, chiedo l'aiuto da casa, amico Robert che ci sta seguendo, amico Morris, andiamo. Esce l'attacco, grazie amici, e andiamo, lo sento. L'arbitro vede bene. L'abito ha visto bene, primo punto Chiene, e andiamo. E andiamo con il capitano. Muro! Tangamerico, vai il capitano. Amico Vadi, amico Daniele, andiamo. Vi sento, vicino. Bella battuta. E primo punto la Piave. Tacco vincente, centrale, una bella veloce e siamo in parità. Andiamo ragazzi. Chiedo l'aiuto da casa. Amico Robert, ci sei, lo sento. Amico Morris, amico Vadim, amico Daniele. Si gioca ancora. Nuova! Se muoviamo. Esce l'attacco, la Piave, non c'è tocco, non c'è inganno, punto Chiene Padova. Andiamo ragazzi. Azione dopo azione, palla su palla, non si molla. Rendina Erika in battuta, andiamo ragazzi. DNA bianconero. Lo avete scritto sul collo e andiamo. Sono con voi, siamo con voi. Una bella battuta, la Piave in attacco, sarà un attacco. Là. E siamo in parità, appunto la Piave, ancora un attacco mancino. Sarà una battuta al salto, mancina, occhio di ricezione ragazzi, molto insidiosa la battuta. Giocatore d'esperienza. Chiedo l'aiuto da casa. Punto la Piave. Andiamo ragazzi, chiedo l'aiuto da casa. Chiedo l'aiuto da casa. Cazzo. Con una battuta vincente, la Piave. Amico Robert. Amico Morris. Amici. Sempre lui. Amico Daniele. Amico Vadim, abbiamo bisogno. Acqua di mare, acqua di mare. Acqua di mare. Acqua del Piave. Esce, grazie. Battuta, E andiamo ragazzi. Punto numero 3, Chiene Padova. E andiamo in battuta con Santon. Manuel, vai Manuel. Siamo con te. Ok. Dai. E punto la Piave. Una bella veloce centrale. La Piave in battuta, chiedo l'aiuto da casa. Chiedo l'aiuto da casa. Amici, se ci siete. E va l'attacco, passa. Chiene Padova, una veloce. Tocco chirurgico. Barion Pietro. Punto numero 4. Vai Vinci Domini Lorenzo in battuta. Chiene Padova, Under 17, noi ci siamo. Serie C regionale. Colline del Prosecco. E contrattacco. Ma no!
punto la Piave, pallonetto, scusate, pallonetto vincente, chiedo l'aiuto da casa, abbiamo bisogno, amico Robert, amico Morris, amico Mario, amico Daniele. Dove attaccherà? Attacco vincente, ancora la Piave. Ancora la Piave in battuta. Chiedo l'aiuto da casa, abbiamo bisogno ragazzi, andiamo. Attacco vincente, Kene Padova e andiamo ragazzi, punto a punto, punto numero 5. Non si molla. Forza ragazze, con linea del Prosecco. Farra di Soligo. Patrimonio dell'UNESCO. Il Veneto vi aspetta. Attacco vincente, la Piave, punto numero 8. Bel diagonale, bella diagonale stretta. Chiedo l'aiuto da casa, l'acqua del Piave va bene, acqua del Piave, acqua del Piave, acqua del Piave. Vai, vadi, grande. E invasione Chiene Padova, appunto la Piave, era stata la difesa. La Piave che va ancora in battuta. 9 la Piave, 5 Chiene Padova. Chiedo l'aiuto del Piave. L'acqua del Piave. Non c'è tocco, punto la Piave ancora. E cosa succede amico Daniele? Time out, chiamato da coach Stellin sul punteggio di 10 la Piave, 5 Chiene Padova. Andiamo ragazzi, punto a punto. Forza ragazzi, si può fare. DNA bianconero, testa, cuore, grinta e determinazione. Serie C regionale. E andiamo. Non si molla ragazzi, punto a punto. E andiamo. Sale il tifo Patavino in trasferta. Provincia di Treviso vi aspetta. Il Veneto vi aspetta, tra cielo e mare. E andiamo. Chiedo l'aiuto da casa, se possibile. Difesa perfetta Chiene Padova che va al contrattacco e una grande veloce, una bella intesa, palleggio centrale. Barion Pietro, punto numero 6. Andiamo ragazzi, nel frattempo arrivano le tifose qui al Pala al Pala Piave, molto carine, ma ritorniamo in diretta e c'è il punto. Punto numero 7, Barion Pietro trova il punto dai 9 metri. Andiamo ragazzi, testa, cuore, grinta, determinazione. Sono con voi, siamo con voi ragazzi. Punto la Piave. Scusate. 17, chiedo l'aiuto da casa. Grande muro la Piave, punto numero 12. Andiamo ragazzi, si può fare. L'aiuto da casa, amico Vadin, amico Daniele, amico Morris, amico Robert. L'acqua del Piave, acqua del Piave, acqua del Piave. E andiamo.
c'è l'Ace, la palla trova la linea di fondo. C'era. Punto numero 13. Chiedo l'aiuto da casa, se possibile. E andiamo. Non c'è tocco, punto la Piave ancora. Che prende il largo, 14-7. Andiamo ragazzi, si può fare. Ancora la Piave. È Mancino! Sempre là. Chiedo l'aiuto da casa. Andiamo ragazzi, dobbiamo trovare il... E andiamo. Guarda questo. Si gioca ancora. E ancora appunto la Piave. Punto numero 16. E ancora un time out chiamato da coach Stellin. Saluto ancora Davide Bottaro e Claudio Tolini che ci stanno seguendo da casa. Andiamo ragazzi, non si molla mai. 16 la Piave, 7 Chiene Padova. La Piave è una squadra molto tecnicamente molto preparata. Andiamo ragazzi. Forza ragazzi, siamo con voi. Chiedo l'aiuto da casa, abbiamo bisogno. Amici, se ci siete. Ancora muro alla Piave. Punto numero 17. La Piave che prende il largo e c'è un cambio per viene Padova, entra Zaramella Tommaso. Vai Tommaso, forza ragazzi. Chiedo l'aiuto da casa del vice. Forza ragazzi. Errore in attacco Chiene Padova. Punto numero 18, la palla esce di poco e c'è un cambio della diagonale Chiene Padova. Vai Fabio, vai Luca. 20 Fabio, coppietta Luca. Andiamo ragazzi, siamo con voi. E andiamo ragazzi. Chiedo l'aiuto da casa, andiamo ragazzi. Un attimo di pausa, c'è richiesta di formazione. Nel frattempo chiedo ancora l'aiuto da casa. Forza ragazzi, occhio di ricezione, e andiamo. Grazie, scusate. Punto ancora la Piave. Cosa succede amico Daniele? Doppio cambio. Esce uno, entra un altro. Anzi, doppio cambio la Piave. Sul 19, siamo
ragazzi, il punteggio 19 la Piave, 7 tiene Padova. Andiamo ragazzi, si può fare. Passa l'attacco. Santo Manuel trova il punto numero 8 e andiamo ragazzi, tutto è possibile. Cimenti Fabio in battuta, andiamo ragazzi, punto a punto. Tutto è possibile nella pallavolo, andiamo. Serie C regionale. E non passa, e andiamo ragazzi, punto a punto, punto numero 9, e andiamo in battuta ancora, Cimenti Fabio, vai Fabio, punto a punto ragazzi, e andiamo, DNA bianconero, non passa, punto ancora, tiene Padova, andiamo ragazzi, non si molla mai. Vai Fabio. E grande difesa chiede Padova. E bellissima la veloce della Piave, punto numero 20. Va bene così ragazzi, andiamo, punto a punto, non si molla mai. Si alza il tifo Patavino qui in trasferta, sulle colline del Prosecco. Chiedo l'aiuto da casa. Abbiamo bisogno. Forza ragazzi. Ancora un attacco vincente, la Piave da posto 4, punto numero 21. Vai. E andiamo. Grande difesa la Piave. Devo attaccare là, Ancora una grande difesa la Piave. Ehi. Punto la Piave ancora. Attacco Mancino, punto numero 22. La attacca, là. Si chiude il cambio, si chiudono i cambi, Chiene Padova. Forza ragazzi, 22 la Piave, 10 Chiene Padova. Andiamo ragazzi, tutto è possibile. Punto a punto, andiamo. La Piave 23. Ritorno in campo Rendina Erika, andiamo ragazzi. Chiedo l'aiuto da casa, 23 la Piave, 10 che ne fa. Grande attacco, Rendina Eric, tira una sassata, tira una castagna, è tempo di radicchio tardivo, lo trovate al mercato, sempre fresco, andiamo, vi aspettiamo, Mercato di lunedì Loreggia, sempre fresco, e andiamo ragazzi, punto a punto, non si molla mai. Punto la Piave, punto numero 24. Amico Daniele, cosa succede? Siamo al
Set point. La Piave. Punto Chene Padova. Punto numero 12. Vinci Domini Lorenzo. Forza ragazzi. E andiamo. Tanto Manuel in battuta. Vai Manuel. E c'è l'Ace. Punto numero 13. Va bene così ragazzi. E andiamo. E andiamo ragazzi. Esce la battuta, la Piave chiude anche il secondo set sul punteggio di 25-13. Ci sentiamo più tardi, andiamo in pubblicità. Ritorniamo in diretta qui da Col San Martino, Serie C regionale. La Piave, squadra di casa che ha vinto i primi 2 set. Nel frattempo passa il nostro amico Philip. E andiamo. Terzo set, Serie C regionale. Andiamo ragazzi. Andiamo in battuta con il capitano Tanga Merigo. Amico Vadim. Amico Daniele. Amico Robert. Amico Morris. Abbiamo bisogno di voi, andiamo. Forza ragazzi. E andiamo, palla a palla, punto a punto. E andiamo ragazzi, non si molla mai. E ancora. Attacco vincente la Piave, attacco mancino. Sale sopra il muro. E andiamo. Andiamo ragazzi. Ah oh ragazzi. Buona buona. Ancora. E ancora l'attacco vincente la Piave. Sì, sì. Grande giocatore. Punto numero 2 la Piave. Andiamo ragazzi. Sì, sì, sì.
gioca ancora, bravi ragazzi, difesa ancora. Grande attacco ancora alla Piave. Grandi altezze. Punto numero 3. Andiamo ragazzi. Forza ragazzi, non si molla. Vai capitano. Chiedo l'aiuto da casa, abbiamo bisogno. E grazie. Punto Chieni, andiamo ragazzi, punto a punto, andiamo. Crederci. Punto a punto ragazzi. Non si molla mai. DNA bianco-nero, andiamo. Vai Eric. Grande attacco. La Piave, ancora un attacco mancino. Grande giocatore, di qualità, di esperienza. Andiamo, chiedo l'aiuto da casa. Non c'è tocco. Punto ancora, la Piave, punto numero 5. Andiamo ragazzi. L'aiuto da casa, l'aiuto da casa. 3-3-3, 3-3-3, 3-3-3. Gioca ancora. Esce l'attacco, la Piave. E andiamo ragazzi, punto numero 2. Andiamo ragazzi. DNA bianco-nero, sono con voi, siamo con voi ragazzi. Santo Manuel in battuta, vai Manuel. Palla in campo e andiamo. E pedalare. Punto la Piave. Secondo tocco vincente del palleggiatore. Che 2 settimane fa è diventato anche papà. Tanti auguri. E ben arrivato al nuovo nato. Andiamo. Grande muro alla Piave, punto numero 6. Punto ancora alla Piave. C'è un cambio. Entra Zaramella Tommaso, vai Tommaso. L'aiuto da casa, l'acqua del Piave che scorre. Cosa fa? Difeso qua. Attacco vincente la Piave in pipe. Punto numero 9. Andiamo ragazzi. Zaramella Tommaso, punto numero 3. Attacco da posto 4. Prova le mani nel muro. Andiamo ragazzi. Vai Fabio. Ci metti Fabio in battuta. Vai Fabio. Grande difesa. Prendina Eric. Si gioca ancora. Grande punto Zaramella Tommaso. Punto numero 4. Va bene così ragazzi. Andiamo. Andiamo. Sale il tipo Patavino. Non si molla mai. Andiamo. Siamo con voi. Vai Fabio. Grande attacco.
attacco. La Piave, punto numero 10. Grandi attacchi per la Piave. La squadra di esperienza. Ma va bene così, ragazzi. E andiamo. Chiedo l'aiuto da casa, se è possibile. Amico Robert, amico Boris. Non c'è tocco, punto Kene Padova, andiamo ragazzi, va bene così. La palla tocca il nastro ed esce, andiamo. Vai Tommaso. Grande. Viene fischiata invasione. Punto la Piave e va in battuta, l'aiuto da casa. Chiedo l'aiuto da casa. L'acqua del Piave, acqua del Piave. E c'è punto ancora la Piave, fallo di formazione. Chiedo l'aiuto da casa. Amico Robert, amico Morris, amico Daniele, amico Vadi. Grazie. E andiamo. Mario Pietro in battuta, vai Pietro. E andiamo ragazzi, punto a punto. Punto a punto. DNA bianconero. Punto la Piave. Errore in battuta. E andiamo ragazzi, non si molla mai. Chiedo l'aiuto da casa. Amico Morris, amico Robert, amico Daniele, amico Vadi. Abbiamo bisogno di voi. L'acqua del Piave. E per punto la Piave che allunga. Punto numero 14. Andiamo ragazzi. L'aiuto da casa, l'acqua del Piave. Monster block, bravi ragazzi. Mi piace tanto. I like. E andiamo ragazzi. Palla a palla, punto a punto. Va bene. I like. Andiamo. Vai capitano. Tanga Americo. La palla esce di poco. Punto la Piave. Andiamo in attacco. Si gioca ancora. Ora palla in gioco. C'è il tocco. Punto Kene Padova. Va bene così ragazzi. Palla su palla. Non si molla mai. I like. E andiamo. Rendina Eric in battuta. Andiamo ragazzi. Non c'è tocco, punto la Piave. Ok ragazzi.
punto numero 16. Peccato. E andiamo. Chiedo l'aiuto da casa, se possibile. Chiedo l'aiuto da casa. Amico Robert, amico Morris, amico Daniele, amico Vadin. Nastro aiuta la Piave. Punto numero 17. Entra pistolato Leonardo, va Leonardo. C'è un cambio, che ne Padova, andiamo. Vai Leonardo, e andiamo. Non si molla mai. Grazie. Punto Chiene Padova. Andiamo ragazzi. Vai Manuel. In battuta. Andiamo. La bellissima veloce la Piave. Punto numero 18. Chiedo l'aiuto da casa, l'acqua del Piave, l'acqua del Piave, l'acqua del Piave. Andiamo. Oh. Punto la Piave, punto numero 19. Non c'è. E punto ancora la Piave, l'arbitro non vede il tocco. E cosa succede amico Daniele? Time out chiamato da coach Stellino. Sul punteggio di 20 la Piave, 9 Chiene Padova. Andiamo ragazzi. Facciamoci il coffee. Grazie del pocket coffee. Pausa anche. Grazie Mauro. Pausa caffè. Domani saremo in diretta. Palantenore, 11:30, vi aspettiamo. Penultima giornata campionato interprovinciale contro il Monsenso. L'aiuto da casa, se possibile. Lo accettiamo volentieri. Ancora il nastro aiuta la Piave. Punto numero 21. L'aiuto da casa. Sezione perfetta che ne Padova. Grande attacco pistolato Leonardo. Ancora una difesa alla Piave. E un grande muro. Monster block, così mi piace. I like. Va bene così ragazzi. Pistolato Leonardo in battuta, vai Leonardo. Andiamo ragazzi, punto a punto. Bella battuta. E grande punto del capitano. Grande tocco. Lì? Ok. Scusate. Grande gancio del capitano. Andiamo ragazzi. So bambini, dai. Vai Leonardo. Grande battuta. La Piave in attacco. Grande difesa. Va bene così ragazzi. E grande muro la Piave, ma grande azione. Va bene così ragazzi. Punto numero 22 la Piave.
I like. Andiamo ragazzi. Chiedo l'aiuto da casa. E andiamo. Va bene così ragazzi. Grande attacco. Esce di poco l'attacco. Punto la piave, ma va bene così. Punto numero 23. L'arbitro vede bene. Si gioca ancora, andiamo ragazzi. Mi piace il ritmo. E andiamo. Ora una bella ricezione. Grande attacco centrale. Barion Pietro. Punto numero 12. Va bene così ragazzi. I like. E andiamo. Alziamo il ritmo. Queste partite servono a trovare il ritmo. E andiamo. Tommaso e ancora un punto. Tiene Padova. Va bene così ragazzi. Alziamo il ritmo. Vai Tommaso. Andiamo. Ancora una bella battuta. La Piave in attacco. Grande difesa ancora. Grande muro la Piave. Grande muro. E siamo... Cosa succede amico Daniele? Siamo al match point. La Piave. Andiamo ragazzi. Grande tocco del capitano, ma la Piave ancora in attacco. Si gioca ancora. E punto tiene Padova. Tocco del muro. Mani fuori. E andiamo ragazzi. Punto numero 14. Barion Pietro in battuta. Vai Pietro. Grande punto la Piave, un po' di fortuna. La Piave che chiude anche il terzo set. Vince per 3-0. Va bene così ragazzi. Abbiamo alzato il ritmo. Abbiamo trovato una bella squadra. Una squadra di esperienza, di qualità, con giocatori forti. Io vi do l'arrivederci a domani. Grazie a tutti, grazie ai genitori che mi hanno seguito qua, grazie al mio amico Vadim, grazie al mio amico Daniele che ci hanno seguito da casa, grazie all'amico Robert, grazie all'amico Morris, grazie a tutti, buona serata. Domani saremo in diretta ancora dal Palantenore, vi aspettiamo, partono gli applausi anche per i nostri ragazzi. Hanno giocato secondo me una buona partita. Grazie a tutti e buona serata.